Adesso iniziamo i lavori del Consiglio Comunale con l'appello. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa. Di Vece Daniela assente giustificata. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Finotto Alberto Fabio. Presente. Presente, sì. Guglielmini Pirino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Boso Arianna assente giustificata. Boatto Giuseppe assente giustificato. Miollo Carlo. Basolino Antonio assente giustificato. Sono presenti anche gli assessori esterni Antelmo Luca. Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. Nominiamo scrutatori, il capogruppo Marchesan, il capogruppo Miollo e la consigliera Canta. Iniziamo dal punto 1, variante numero 24 al piano degli interventi per l'ambito dei casoni lagunari, disamina delle osservazioni pervenute e approvazione. Passo la parola al consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, 3 appunti prima di leggere la delibera. Allora, rispetto ai documenti all'inizio inviati, come già anticipato in Commissione, l'allegato che contiene le osservazioni della variante ha 2 piccole modifiche che poi man mano che ve leggo vi dirò, e quindi il testo è leggermente diverso di quello che è stato inviato. La seconda cosa è una questione tecnica, verrà proposta una votazione prima sulle singole osservazioni e sulle risposte e poi una votazione su tutta la delibera. Terza cosa, c'è l'obbligo ovviamente di non partecipare in caso di astensioni ai sensi dell'articolo 78 quando si vota sulle osservazioni. Ciò posto vado a leggere la delibera. Allora, premesso che con delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 18 gennaio 2024 è stata adottata la variante al piano degli interventi numero 24 finalizzata alla disciplina dell'ambito dei casoni lagunari allo scopo di perseguire gli obiettivi di valorizzazione delle strutture da destinare all'ittiturismo della laguna di Caorle, che la variante al P costituisce la cornice per la necessaria regolamentazione sia dell'utilizzo che del recupero e della riqualificazione di tali manufatti, la cui precarietà in assenza di qualsiasi provvedimento che ne assicuri la sopravvivenza li porterebbe a un progressivo inutilizzo con conseguente stato di abbandono. Rilevato che la variante è stata depositata a visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 25 gennaio 2024 e che nei termini di avviso sono pervenute 5 osservazioni, e precisamente dai signori Alessandro Galan, Brussolo Alice, dall'Associazione Tutela Casoni di Caorle, dai signori De Luca Marco e De Luca Paolo e dal signor Dioniso Crosera. Allora, scusate, ritenuto di doversi esprimere sulle osservazioni pervenute sul relativo testo di controdeduzioni riportate nella scheda allegata denominata osservazione della variante numero 24, mediante espressione di voto sulle singole osservazioni, dato atto che occorre procedere alla votazione sulle singole osservazioni senza la partecipazione dei consiglieri in capo ai quali ricorre l'obbligo di astensione, vado ora a leggere le osservazioni e le relative risposte. Allora, la prima osservazione del signor Alessandro Galan. Si tratta di un insieme articolato di più osservazioni. Allora, cominciamo con la prima.
si chiede sia stralciato l'obbligo del requisito della pesca professionale nelle attività ammesse, ampliando l'utilizzo anche alla pesca sportiva o amatoriale e o escludere da tale obbligo i casoni esistenti o i soggetti che ne abbiano la legittima titolarità. Sul punto non si concorda con quanto osservato, poiché gli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sono sempre ammessi, mentre gli eventuali ampliamenti sono esclusivamente finalizzati all'agriturismo e all'esercizio della pesca professionale. Pertanto si ritiene di respingere l'osservazione. Il punto B, consentire la realizzazione di un servizio igienico limitato al solo EVC all'interno del casone, al fine di limitare la costruzione di ulteriori manufatti all'esterno. Si concorda che nell'ambito degli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sia ammessa la realizzazione di un servizio igienico limitato al solo lavello EVC all'interno del casone, per cui al primo comma, dopo servizi igienici che andranno collocati esclusivamente all'interno del casone secondario, si aggiunge il seguente disposto: fatta salva la possibilità di realizzare negli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti, non utilizzati per finalità di turismo e di esercizio della pesca professionale, un servizio igienico limitato al solo livello EVC all'interno del casone, di superficie massima di metri quadri 3, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di quel presente punto 2.2.1 e successivo 2.2.2. Allora, punto C delle osservazioni del signor Galan, in alternativa ai subordini in quanto sublettera B, ammettere la realizzazione di un manufatto accessorio per ciascun casone, non solo per pesca professionale, ma anche per finalità di pesca sportiva o amatoriale, includendo nella norma anche i casoni esistenti. Non si concorda con quanto osservato, poiché la realizzazione di eventuali manufatti accessori è esclusivamente finalizzata all'ititurismo e all'esercizio della pesca professionale, pertanto si ritiene di respingere l'osservazione. Lettera D, fare salve le concessioni idriche esistenti relativamente all'approvvigionamento idrico. Con questa si concorda con quanto osservato e pertanto l'ultimo comma del punto 2.2.1 dell'allegato dell'NTO è sostituito dal seguente: fatte salve le forniture idriche esistenti, dovrà essere assicurato l'approvvigionamento idrico in quantità adeguate, che potrà avvenire mediante taniche o serbatoi fissi riempibili, anche mediante ricorso ad imbarcazioni opportunamente attrezzate. Sulla base delle considerazioni sovraesposte si chiede di accogliere parzialmente l'osservazione limitatamente alle lettere B e D, respingendo relativamente le lettere A e C. Chiedo quindi che venga messa a voto l'osservazione e le risposte. Passiamo alla votazione per quel che riguarda la proposta fatta in merito all'osservazione numero 1, giusto? Questa che è appena quella stata del fatta. signor Alessandro Galan. Perfetto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi questa viene accolta. Passiamo quindi all'osservazione numero 2. Sì, grazie. Osservazione della signora Brussola Alice. L'osservazione: si chiede che sia consentito l'utilizzo dei casoni anche per attività diverse di turismo al fine di garantirne la conservazione anche nell'ambito del turismo. Non si concorda con quanto osservato, poiché gli interventi di recupero e riqualificazione dei casoni esistenti sono sempre ammessi, mentre gli eventuali ampliamenti sono esclusivamente finalizzati all'ititurismo e all'esercizio della pesca professionale. Si respinge l'osservazione. Credo che venga messa al voto. Passiamo quindi alla votazione per la proposta fatta. Sì, se non ci sono interventi, naturalmente, scusatemi. Non ci sono interventi? Prego. Sì, buonasera a tutti, grazie. Sì, un intervento ci sarebbe perché il consigliere delegato è stato chiaro durante la commissione a specificare che questo è un piano che si chiama piano variante al piano degli interventi nell'ambito dei casoni lagunari, ma però, c'è un ma però, riguarda solamente le attività dell'ittiturismo. Allora a questo punto mi chiedo se il senso di queste osservazioni che fuoriescono dall'ambito dell'ittiturismo abbiano un senso a essere valutate, cioè per esempio il signor Galan chiedeva, no, nel punto successivo,
che venisse ammesso un servizio igienico anche per altri casoni. Okay? Quindi si estende l'attività di questo piano, che non si limita solo più alle attività dell'ititurismo, anche ad altri casoni, se non ho capito male, perché da un lato ci viene detto questo piano regolamenta solo e esclusivamente l'ambito dell'ititurismo, dall'altro, se, come io do già la dichiarazione di voto, sarò favorevole per questa opzione a cui anche l'amministrazione, diciamo, ha dato accoglimento alla osservazione, cioè quella relativa ai servizi igienici, mi sembra che però questo caso specifico esuli dall'ititurismo e coinvolga invece anche gli altri casoni. Quindi, francamente, pur avendo dibattuto molto in commissione, mi viene un po' da ridere perché l'ho chiesto più volte e più volte mi è stato ribadito che stiamo parlando solo di ambito legato all'ititurismo, non comprendo come si possa dare un voto favorevole ad una cosa che si estenda invece in un ambito che non attiene all'ititurismo. Cioè delle due l'una, stiamo parlando di un piano che riguarda i casoni e l'ititurismo o stiamo parlando di un piano che riguarda l'ititurismo, punto e basta? Perché questo ancora francamente non mi è chiaro. Prego, consigliere. Sì, allora, il piano riguarda tutti i casoni, quello che dà la possibilità al piano è di trasformare alcuni casoni, sussistendo alcuni requisiti, in ititurismo. Quindi il piano riguarda tutti i casoni perché per assurdo tutti i casoni potrebbero essere trasformati in ititurismo, quindi riguarda tutto l'ambito dei casoni. Però riguarda solo una particolare fattispecie di trasformazione, che è quella dell'ititurismo, richiamando comunque una norma che era già uscita nel 2015, cioè se pensiamo che c'era già una norma regionale che consente di fare l'ititurismo, noi siamo intervenuti per consentire con una procedura più puntuale e un po' più snella di trasformare quello che comunque attraverso una norma regionale si poteva fare in ititurismo. Quindi all'interno della variante si prendono in considerazione tutti i casoni, ma solo per quella finalità. Ora, all'interno di questa variante si è ritenuto credo sia l'unica modifica che riguardi questioni che non hanno a che fare con l'ititurismo, che all'interno di questa variante si è ritenuto comunque che la presenza di un VC e di un lavello, trattandosi i casoni che non diventano di turismo, ma un ricovero attrezzi, se fosse una cosa consona e utile. Certo, capisco la sua opposizione, però è l'unica piccola deviazione rispetto allo stato generale della variante, però la variante riguarda tutti i casoni, okay. Non disciplina altre ipotesi, tutto qua. Solo posso Prego. a quanto ha detto il consigliere delegato, no? Che nella variante adottata in effetti avevamo previsto anche l'ipotesi di nuove edificazioni con una certa finalità che non era naturalmente quella dell'editurismo ma legata al mondo della pesca, e cioè chi può oggi costruire in alcuni ambiti che non siano naturalmente di proprietà privata e edificare in proprio, insomma costruire, ecco, forse più appropriato, dei nuovi casoni. Chi è in possesso di licenza di tipo A, che svolge quel tipo di attività e di conseguenza con certe finalità. Anche in quel caso effettivamente uno potrebbe dire, però come spiegava il consigliere, la variante riguarda tutti i casoni, in maniera particolare si è disciplinato un'attività che era recepita, insomma, e che fondamentalmente serve, se vogliamo, che chi svolge attività di pesca possa sopravvivere, certo. Se c'è altro, altrimenti passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata. Prego, consigliere Tamassia. Sì, passiamo alla terza osservazione, quella dell'Associazione Tutela Casoni Caorle. Anche questa è un articolato di più osservazioni. Allora, la prima, di considerare l'evoluzione tipologica del casone considerando come valide sia la versione con il tetto fino a terra, cioè fino al 1945, secondo l'Associazione Tutela Casoni Caorle, e con il tetto innalzato sopra una parete verticale dal 1946 ad oggi. Allora, pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, non si concorda con la stessa poiché la finalità della variante urbanistica è promuovere il recupero e riqualificazione dei casoni esistenti quale elemento costitutivo della zona umida della laguna di Caorle, salvaguardandone la forma di architettura spontanea che nel corso dei secoli ha mantenuto immutata la sua tipologia formale e costruttiva, quale elemento distintivo originale e unico di straordinario valore ambientale e paesaggistico.
oltre che etnoantropologico, quindi si chiede di respingere l'osservazione. La seconda, consentire l'uso abitativo del casone. Non si concorda con quanto osservato perché gli interventi di recupero e qualificazione dei casoni esistenti sono sempre ammessi, mentre gli eventuali ampliamenti sono esclusivamente finalizzati all'ittiturismo e all'esercizio della pesca professionale, per cui si chiede di respingere l'osservazione. 3. Consentire l'utilizzo dei casoni anche per fini diversi dall'ittiturismo, considerato che si tratta di un'attività molto ridotta nell'ambito degli attuali utilizzi. Non si concorda con quanto osservato per le ragioni di cui al precedenti punto 2, per cui si chiede di respingere l'osservazione. Ed infine consentire che l'addogamento igienico sanitario sia consentito a tutti i casoni, non solo a quelli utilizzati per il turismo. Si concorda parzialmente con quanto osservato nei limiti e con la modalità di cui al precedente controdeduzione numero 1, quella del bagno con solo WC e lavabo. Sulla base delle considerazioni sovraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 4, si chiede di respingere relativamente ai punti 1, 2 e 3. Chiedo sia messa a votazione. Se ci sono osservazioni sul punto, prego, capogruppo Marchesan. Ecco, la mia osservazione è quella che quantomeno ci sia un impegno prossimamente di trasformare il casone anche a uso abitativo, perché è sempre stato abitato. Il sottoscritto nella sua infanzia ha vissuto dentro su un casone, non capisco perché adesso sia solo per ricovero attrezzi. Ecco. C'è una norma precedente, adesso meno in commissione ci è stato spiegato dal consigliere Tammassia, ecco, quantomeno un impegno di poter portare questa modifica che se uno vuole abitare in casone, che possa abitare, insomma, ecco, secondo me. Prego, se ci sono repliche. Non voglio essere ripetitivo perché in commissione credo di averlo detto 7-8 volte. Io capisco le ragioni del capogruppo, ho ribadito questa variante ha quell'intento lì, niente impedisce che ci sia una valutazione successivamente, si tratta comunque di una valutazione molto più ampia che coinvolge molte più questioni relative all'utilizzo del casone che purtroppo, o anzi in questo momento è un ricovero attrezzi. L'uso abitativo comporta delle questioni relative anche alle questioni igienico-sanitarie e questioni relative al fatto che se un casone, almeno come ho in mente io, sia facilmente adattabile all'abitazione secondo gli standard odierni. Però io non dico che non si può fare, dico che necessita di una discussione molto più ampia che deve coinvolgere anche molti più soggetti che portano la loro esperienza sul settore. Grazie, passiamo alla votazione. In merito alla proposta di parziale accoglimento delle osservazioni al numero 3. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Prego per l'ulteriore osservazione. Sì, grazie. La quarta dei signori De Luca Marco e De Luca Paolo. Di fatto si tratta della riproposizione testuale della precedente osservazione del punto 3, quindi sulla base delle considerazioni contenute nella precedente controdeduzione si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 4 respingendo i punti 1, 2 e 3. Se ci sono osservazioni o chiarimenti da chiedere su questo punto, altrimenti passiamo alla votazione per quel che riguarda la proposta di parziale accoglimento delle osservazioni al punto numero 4. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo quindi al punto, alle osservazioni di cui al punto 5. Sì. L'osservazione del signor Dionisio Crosera, anche qua si tratta di un insieme articolato di più osservazioni. Anticipo, quando prima parlavo di modifiche che erano state piccole modifiche, si riferisce a questa osservazione, però ve le spiego anche se l'ho già anticipata in commissione. La prima, si definiscono delle regole per il prelievo dei materiali, in particolare del canneto. Pur ritenendo che le regole per il prelievo dei materiali non siano di pertinenza della variante urbanistica, ma del piano di gestione del sito Natura 2000 e delle misure di conservazione degli habitat specifici codificati, si prescrive l'utilizzo di materiale autoctono ovvero provenienti dalla zona dell'Alto Adriatico. Ecco, quest'ultimo periodo è stato aggiunto solo ed esclusivamente per specificare
quello che di fatto non è direttamente specificato, ma si capisce, si deduce dalla gestione del sito Natura 2000 e degli habitat specifici, cioè che deve essere comunque un cannetto della zona perché non vada a stravolgere anche visivamente l'impatto sui nuovi casoni. Punto 2. Ci sia una norma di buona conduzione dei casoni coinvolgendo proprietari, favorendo la formazione del personale, creando un registro degli autorizzati. Quanto richiesto non è di pertinenza di una norma urbanistica, ma di un eventuale accordo, regolamento o contratto che riguardi i proprietari ed eventuali conduttori, per cui si chiede di respingere l'osservazione. 3. Alzare il livello della soppa in riferimento alla marea e agli eventi dovuti al cambiamento climatico. Ecco, questa è la seconda piccola modifica. Si concorda parzialmente con quanto osservato, sostituendo l'inciso fino a un massimo di 50-70 cm sul piano dell'acqua con il seguente disposto: fino a un massimo di 50-70 cm sul medio mare. Punto 4. Considerare i dispositivi in grado di evitare il pericolo di incendi, oltre alle cappe metalliche e i cammini sul colmo che non devono essere obbligatori. Si concorda con quanto osservato, sostituendo al punto 2.1.2.3 al primo punto focolare la frase «La struttura, allo scopo di contenere fumi ed eventuali faville, dovrà essere completata da una cappa in materiale metallico sostenuta dalla struttura principale del casone e collegata ad un camino per il convogliamento all'esterno dei fumi da realizzarsi come specificato al punto successivo». Questa è sostituita dalla seguente: la struttura, allo scopo di contenere fumi ed eventuali faville, dovrà essere completata da una cappa in materiale metallico sostenuta dalla struttura principale del casone e collegata ad un camino per il convogliamento all'esterno dei fumi da realizzarsi come specificato al punto successivo, ovvero potranno essere considerati altri dispositivi come spaccafiamma in metallo, griglia o lamiera, comunque idonei a ridurre il rischio di incendio. Punto 5. Rendere le cabane simili ai casoni, evitando le coperture piatte. Quanto richiesto non dà luogo a procedere perché è già previsto dalle norme tecniche sugli repertori degli approdi ai cabane, pertanto si respinge l'osservazione. 6. Evitare che i casoni diventino ristoranti, limitando il numero di presenze. Quanto richiesto non dà luogo a procedere perché è già previsto dalle norme tecniche, quindi si respinge l'osservazione. 7. Si favorisca la manutenzione periodica dei casoni coinvolgendo i proprietari. Quanto richiesto non è di pertinenza di una norma urbanistica, ma di un eventuale accordo, regolamento o contratto che riguardi i proprietari ed eventuali conduttori, per cui si respinge l'osservazione. 8 ed ultimo, organizzare un servizio di monitoraggio della laguna, sia in termini ambientali che paesaggistici. Quanto richiesto non dà luogo a procedere perché, pur essendo condivisibile, non è di pertinenza della variante urbanistica. Il monitoraggio della laguna è di pertinenza del piano di gestione del sito Natura 2000, ovvero di uno specifico regolamento per la gestione della laguna di Caorle che interessi tutti gli enti competenti e gli operatori, per cui si respinge l'osservazione. Ora, sulla base delle considerazioni sovraesposte, si chiede di accogliere parzialmente le osservazioni limitatamente ai punti 1, 3 e 4 e di respingere relativamente ai punti 2 e da 5 a 8. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto, prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, sì, solo per dire che sul punto 1, a cui già dico che sono concorde, favorevole, nel senso di quella dell'approvvigionamento della canna che sia autoctona, eccetera, e forse però, non lo so io, ma esiste un regolamento, cioè perché delle volte mi è successo di parlare con dei casonanti che non sanno proprio come fare per riuscire a avere questo, cioè andare nel fosso, tagliare la canna, eccetera, sembra che ci siano dei permessi da dover richiedere anche in questo senso. Ecco, quindi non so se c'è già una regolamentazione in questo senso, oppure se dovesse mancare una regolamentazione in questo senso, segnalo che forse vada presa in considerazione. Specificatamente non so, so che esiste una regolamentazione che dice quando e dove andare a raccoglierla e le modalità, però per essere più specifico mi riservo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione di quest'ultimo punto e in particolare la votazione sulla proposta di accoglimento parziale delle osservazioni fatte al punto 5. Voti favorevoli? All'unanimità questa.
Penso adesso dobbiamo fare la votazione in discussione finale sulla delibera nel suo complesso, così come modificata. Sì, grazie. Allora, quindi, visto l'esito della votazione sulle osservazioni e controdeduzioni sopra indicate, verificato che l'argomento unitamente alla discussione sulle singole osservazioni è stato sottoposto all'esame della competente Commissione, si chiede di deliberare di prendere atto che a seguito di regolare deposito della documentazione costituente la variante 24 sono pervenute 5 osservazioni, di approvare le controdeduzioni delle singole osservazioni pervenute con la modalità e secondo le motivazioni espresse nell'elaborato, di prendere atto del parere della Commissione regionale VAS, di dare atto che l'approvazione del testo delle controdeduzioni e la presa d'atto del parere VAS comporta l'adeguamento degli elaborati della variante in oggetto e quindi di approvare la variante numero 24 al piano degli interventi. Grazie. Chiedo se ci sono osservazioni anche su questo punto finale, altrimenti possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Allora, premetto che il nostro voto, il voto sarà favorevole con una considerazione veloce. Il voto è favorevole, avete visto che su certi punti comunque c'è stato un voto di astensione. E quindi è un voto favorevole perché da un lato questa variante al piano dei casoni sicuramente potrà dare un buon orientamento, un orientamento positivo per quella che è proprio una necessità anche legata al turismo, quindi la finalità dell'iturismo e quant'altro. È un po' un'occasione perduta, ma io dalle parole che ho sentito questa sera considero che è un po' una promessa per il futuro, quella invece di riprendere in considerazione un po' tutto il ragionamento sui casoni, perché quello che si diceva prima, cioè la classificazione derivante da certe norme che indicano i casoni solo come con la funzione di materiale da ricovero, attrezzi, eccetera, probabilmente nel tempo questa cosa, lo sappiamo tutti, sta venendo meno. E allora capire se si potrà in futuro trovare delle soluzioni, perché con l'ititurismo sicuramente si dà un tipo di orientamento. Il consigliere Marchesan prima parlava di rendere abitativi i casoni, questo capisco anche le difficoltà che ha voluto far emergere il consigliere delegato, però è anche vero che una sorta magari di, non dico di ricettività turistica può essere pensata considerando magari di andare a rivedere tutte quelle norme, capisco che non voglio banalizzare, di natura sia riferite appunto alle normative dell'ASL, sia alla coerenza rispetto a quello che è il regolamento edilizio e quant'altro, perché poi i casoni, insomma, io credo che tutti quanti noi vorremmo mantenere in essere quelli che ci sono, però capiamo anche che sono hanno in sé una forte attrazione, portano una forte attrazione turistica e potrebbero diventare anche una suggestione per immaginare delle espansioni residenziali turistiche o comunque turistico-ricettive sulla formula e sulla tipologia suggerita proprio dal casone. Quindi il voto è favorevole con l'auspicio che si possa anche ritornare a riconsiderare un po' la materia nella sua globalità. Grazie. Grazie capogruppo Miollo. Chiede la parola al sindaco, prego. Sì, io prendo spunto dalle ultime considerazioni che ha fatto il capogruppo Miollo, no? Prendo spunto per una riflessione che ci deve far capire da dove siamo partiti. Cioè, la nostra città per la prima volta ha un piano adottato inizialmente e che poi disciplina e regolamenta un qualche cosa che fa parte del patrimonio culturale della nostra città e che fino ad oggi però un piano non l'aveva mai avuto, perché questa è la verità. Noi siamo partiti dopo 2 anni di lavoro, di confronto, di analisi, anche di qualche errore, perché naturalmente ci sta quando si lavora, ad adottare questa variante nel gennaio del 2024, per cui tra le altre attività che abbiamo fatto, quella di attenzione ad un ambito fragile e particolare come quello della laguna,
che coinvolge non il piano dei Casoni, che coinvolge tutta la questione di Falconera, no? L'abbiamo vista sui giornali di questi giorni, le due sentenze del TAR che oggi riportano, annullando quel provvedimento scellerato dell'Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto, e le sentenze sono molto chiare nel procedimento che è stato adottato, che era ad occhio anche di colui che non è esperto di diritto, perché questa è la verità, a dire che quel verbale di ricognizione andava annullato, ma non solo, nelle motivazioni prese poi dalla stessa Agenzia del Demanio, dalla Capitaneria di Porto, escludendo tutti gli altri attori, proprio nelle motivazioni, perché faceva riferimento ad una sentenza penale passata in giudicato, quando poi di sentenze penali, noi sappiamo che il penale non può interfacciarsi con il civile o con l'amministrativo, e che riguardava una singola particella, quando poi di sentenze favorevoli agli occupanti di non occupazione di demanio marittimo ce ne sono state tantissime. Per cui l'amministrazione si è concentrata, oltre che evidentemente sul riconoscimento di quel demanio idrico, assieme naturalmente agli occupanti e alla Regione e a tutti coloro che ci hanno lavorato spendendo fior di quattrini, perché anche questo la gente ha speso fior di quattrini, per poter dimostrare come stavano le cose. Parallelamente si è poi, come tutti ben sappiamo ed è stato discusso, concentrata, grazie alle forze politiche di governo, ad una norma che oggi sta al Senato, la sesta commissione del bilancio, le cui sedute si stanno, lo dico insomma anche per un po' di informazione, perché è giusto che la gente sappia che cosa si è fatto, grazie a molte persone che hanno aiutato, insomma questo va detto, e che oggi vede sostanzialmente un provvedimento completo, perché sembra essere così, che aspetta semplicemente il parere del Ministero del Tesoro. E questa sentenza, va detto, capita, queste due sentenze ad hoc, perché quella norma prevede un impegno di spesa da parte dello Stato, e questo è un momento delicatissimo, che se riguarda i canoni di demanio marittimo ha un certo importo di spesa, perché è lo Stato che li incassa. Se invece quei canoni sono di demanio idrico, che sono 7 volte più bassi, riguardano invece le finanze della Regione, per cui diventa anche più facile a livello governativo, in commissione, riuscire a dimostrare che l'esborso, quando si parla di tagli ai ministeri, di una finanziaria che non sarà sicuramente facile da digerire, perché la coperta è corta e che comporta evidentemente una spesa inferiore per le casse dello Stato. Per cui, queste due sentenze non escludono, e dico siamo partiti da qua, non escludono neppure un'altra di cosa. Il fatto che, nella sciagurata ipotesi, anche in questo caso, che questa norma non dovesse andare a buon fine, si possa interloquire con la Regione per un'attività di sdemanializzazione, perché è idrico. E ci ricordiamo il famoso frazionamento, la norma e la disponibilità dell'Agenzia del Demanio del 2008, perché essendo demanio idrico, passato al demanio disponibile, potrebbe anche essere venduta direttamente dalla Regione. Allora, in questo quadro, assieme al piano urbanistico di Falconera, che prossimamente verrà portato all'attenzione di questo Comune, io credo che l'amministrazione abbia fatto in questi 3 anni un lavoro straordinario che mai prima era stato fatto. Cioè mettendo insieme una serie di tasselli e di questioni che si intrecciano evidentemente, che si intrecciano perché l'ambito delicato della laguna, la zona di Falconera, un piano che riguarda prevalentemente le aree demaniali, perché in area privata i casoni insomma si possono anche realizzare e l'abbiamo visto. È evidente che questa variante è un tassello, ma ne mancano tanti altri. Lei ha detto bene, un regolamento. Io credo che come ci sono le varianti, i piani degli interventi, e c'è un regolamento edilizio che consente di costruire in un certo modo, ci sarà la necessità di adottarne uno anche in questo senso, che dovrà dirci quando e come fare la canna, faccio un esempio, che la canna sia autoctona, perché non sempre ce n'è di disponibile nel nostro ambito lagunare, ma che non sia ad esempio quella canna che noi abbiamo visto in alcune realizzazioni, che è quella, mi dicono essere ungherese, e che tutt'altro ha di storico rispetto. Compreso, allora l'amministrazione non è che è stata cattiva nel bocciare le osservazioni,
io ho detto questo è un primo tassello assieme a tanti altri di un puzzle che si sta completando e che avrà bisogno nel tempo evidentemente, perché si sono gettate le basi ed è stato fatto un lavoro straordinario che però non possiamo pensare che possa disciplinare né tutte le fattispecie né tutte le situazioni nell'ambito temporale, perché se è vero come diceva il capogruppo Marchesan, ed è vero immagino perché le famiglie abitavano, è anche vero che una volta ci si lavava solo con l'acqua, perché questa è la verità, e l'acqua non inquinava, per cui pensare ad una realizzazione come qualcuno aveva proposto di 80 strutture ricettive in un ambito lagunare, queste strutture hanno bisogno, dovranno sopportare evidentemente un carico antropico importantissimo, hanno bisogno di impianti, hanno bisogno di parcheggi, hanno bisogno di un carico che almeno il nostro ambito in questo momento non è in grado di sopportare. Allora è evidente che ci saranno dei passi successivi, che ci sarà una regolamentazione, che non è l'occasione, e lei ha detto bene, la approviamo con l'intento e perché questo è il primo tassello per quel che riguarda la variante, ma assieme a tanti altri che si intrecciano, anche ad un piano, io credo nel tempo e ci vorrà del tempo, di gestione delle acque lagunari. Oggi sappiamo esserci pescatori e qua lo si dice apertamente, alle proposte rispetto alla pesca sportiva, c'è una disciplina completamente diversa, a Caole si viveva di pesca, non di pesca sportiva, la pesca sportiva è importante, però quello che sta succedendo anche in laguna, no, e si sta impoverendo da parte della pesca sportiva, non potrà essere, e non può essere ed immaginabile che una struttura possa essere appannaggio di chi fa la pesca sportiva. Allora, fatto salvo, perché siamo in uno Stato di diritto, lo status quo, e consentendo alle persone che avranno la possibilità, pertanto, almeno in questa fase, di regolarizzare definitivamente le proprie concessioni, di sapere quali sono gli strumenti che vengono messi a disposizione, di sapere che possono fare le manutenzioni, che possono essere ordinarie, straordinarie, di consentire anche a qualcuno volesse affacciarsi a questo mondo di realizzare, secondo il piano adottato, delle strutture nuove con una tipologia ed una caratteristica, salvaguardando, per cui la gente potrà comunque fare la manutenzione straordinaria su quello che oggi ha e che non sempre rispecchia, perché ce ne sono di quelli con le pareti di Magaset, permettetemi, c'è un po' di tutto e di più. Allora è evidente che, ribadisco, che in uno Stato di diritto come quello nostro le dobbiamo salvaguardare, come dovremo, noi sappiamo, non tutti, perché alcuni sono stati tramandati per generazioni, di famiglia in famiglia, no? Da pescatore in pescatore, di chi lo condivideva. Qualcuno è stato anche appannaggio di chi aveva la possibilità di monetizzare, di tirar fuori. No? Allora, noi dobbiamo dire alla nostra gente, come stiamo cercando di dire, che li dobbiamo proteggere e che questo è un patrimonio della nostra città, non di chi arriva da Pordenone perché ha i soldi e può far man bassa di questa cosa. Questo è il primo aspetto. Il secondo, di salvaguardare, come dicevo, lo Stato di diritto, di dare la possibilità a chi oggi è proprietario in un modo o nell'altro, non è divenuto proprietario, quello che ha acquistato, se lo ha acquistato, per chi lo ha costruito e oggi ce l'ha ancora nel suo possesso, ma soprattutto di salvaguardare un patrimonio con quel carico che oggi c'è, se vogliamo definirlo tale, ma che fa parte della tradizione e della storia della nostra città. Con un occhio di privilegio evidentemente all'attività di pesca, perché questo è stato fatto, e di pesca abbinandoci quella di turismo. Allora non è che abbiamo voluto oggi penalizzare alcune categorie piuttosto che un'altra, diciamo che questa è la prima speranza che diamo alla nostra gente, la prima, e fa parte di un intreccio, e poi chiudo il mio intervento e lo volevo spiegare, di un intreccio di norme, di situazioni che abbiamo da una parte ereditato, frutto anche di una confusione normativa, perché la Regione aveva approvato con un intento benevolo di metterci il naso sopra, ma non è riuscita evidentemente a disciplinare, per cui ci dovremo confrontare poi anche con la Regione su questi temi e di dare delle regole precise e di poter, non lo faremo mai perché non riusciremo mai a disciplinare tutte le fattispecie, però riusciremo e siamo riusciti in questo intento dopo una storia, per la prima volta questa amministrazione, ed è stata l'unica, perché così, e io ho fatto parte anche di altre amministrazioni, ma questa è stata l'unica, e questo va detto, a poter dire, beh, questa è una realtà che va preservata, queste sono le regole che in questo momento riusciamo a dare. Dopodiché,
e questa è evidentemente l'apertura. La dovremmo testare, succede per i piani regolatori in generale, succederà immagino anche per il piano dei casoni, se lo vogliamo definire così impropriamente. Però ribadisco, ci sono tutta un'altra serie di questioni che stiamo affrontando e per le quali sentiamo insomma finalmente la possibilità di avere un risultato, ma non per l'amministrazione, per la città, sia ben chiaro. Per le questioni che vanno da Falconera, io spero tanto, confido, ci eravamo arrivati tante volte vicino, spero tanto, lo dico incrociando le dita, che la cosa si possa risolvere. Non escludo che tra i documenti mandati su recentemente abbiamo cercato anche di fare un tentativo di inserire i mappali che vanno, c'è una priorità che è evidentemente quella dell'abitato, che vanno da Falconera anche al Palangon. Ecco, questa è la verità. Allora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che insomma, cominciamo a vedere la luce, questa è la verità. Ecco, questa è la sintesi, del mio intervento, mi scuso se sono stato troppo lungo, ma è la sintesi dell'intervento, cominciamo a vedere la luce. In lontananza, insomma, si sta avvicinando e questa è la soddisfazione più grande, perché vuol dire dare delle risposte a chi le aspetta da moltissimi anni, dare delle risposte a chi in questi anni, per tutta una serie di situazioni, senza dare colpa a nessuno, a qualcuno, insomma, qualche pensiero io l'ho anche fatto, perché ho detto l'Agenzia del Demanio, insomma, qualcosa ha sbagliato. Ma anche nell'atteggiamento, parliamoci chiaro, nell'atteggiamento, nel modo in cui queste persone sono state trattate e insomma io credo che alla fine, come si dice sempre, la verità viene fuori, giustizia mi auguro sarà fatta e a queste persone che negli anni hanno o per un motivo o per l'altro sofferto finalmente di avere un briciolo di tranquillità ma soprattutto di prospettiva. Passiamo alla votazione finale per l'approvazione della delibera di cui al punto 1 con le modifiche e le integrazioni che fino ad ora sono state votate singolarmente. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Passiamo al punto 2. Approvazione, modifica ed integrazione della convenzione sottoscritta in data 27 gennaio 2010 tra il Comune di Caorle e l'azienda ULS 4 Veneto Orientale allo scopo di realizzare una casa della comunità e presa in carico della persona, in ampliamento dell'attuale fabbricato catastalmente censito in Comune di Caorle, foglio 42, mappale 2328. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sostanzialmente si tratta di applicare la stessa convenzione che è stata fatta nel 27/1/2010 all'ampliamento rispetto al fabbricato principale. Quindi, in data 21/12/2009 venne sottoscritto tra il Comune di Caorle e l'AS 10, oggi AS 4 Veneto Orientale, un accordo per la realizzazione del distretto sociosanitario del litorale. Su porzione del terreno di proprietà del Comune di Caorle fu edificato l'edificio da adibire a distretto sociosanitario. Con atto del notaio Vianello, stipulato in data 27/1/2010, il Comune di Caorle cedeva all'azienda sanitaria la quota del 50% della piena proprietà, la quota del 10% del diritto di proprietà superficiale a tempo indeterminato, la quota del 40% del diritto di proprietà superficiale per la durata di 20 anni, fino al 26/1/2030. L'azienda sanitaria in data 22/9/2022 ha presentato un progetto di ampliamento e di ristrutturazione dell'esistente fabbricato, allo scopo di realizzare una casa della comunità e presa in carico della persona. L'intervento è finanziato da fondi PNRR e prevede la realizzazione di un nuovo volume di ampliamento sull'area di pertinenza al fabbricato esistente. Con delibera del Consiglio Comunale numero 65 del 29 settembre 2022 è stato approvato il progetto planivolumetrico di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio, presentato dall'azienda sanitaria il 22/9/2022. Con la delibera veniva demandata l'approvazione del progetto di effettivo intervento l'approvazione della nuova convenzione tra il Comune di Caorle e l'azienda sanitaria. In data 6/3/2023 l'azienda sanitaria ha inviato alla Regione il progetto definitivo dell'opera, la cui approvazione dipende, tra l'altro, dalla sottoscrizione di un accordo tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria finalizzato a precisare il contenuto dei rispettivi diritti. La porzione immobiliare in ampliamento per un valore di circa 1.750.000 euro verrà realizzata a totale cura e spese dall'azienda AS 4 e in parte con fondi di provenienza PNRR.
È necessario pertanto integrare l'atto repertato di repertorio numero 11507 stipulato in data 27/1/2010 dal notaio Anello al fine di precisare il contenuto dei rispettivi diritti sull'ampliamento, anche alla luce del fatto che l'intervento verrà realizzato a totale cura e spesa dell'azienda AS 4 e finanziato anche con fondi PNRR. Lo schema di convenzione stabilisce che la porzione di fabbricato da realizzarsi in ampliamento dell'attuale fabbricato per un volume pari a metri cubi 1180 e una superficie lorda di pavimento in ampliamento di metri quadri 295 è a tutti gli effetti soggetta allo stesso regime giuridico del fabbricato di cui costituisce ampliamento. L'ampliamento del fabbricato compete all'azienda AS 4 per i seguenti diritti: la quota del 50% della piena proprietà, come prima, la quota del 10% del diritto di proprietà superficiale a tempo indeterminato, la quota del 40% del diritto di proprietà superficiale a tempo determinato fino al 26/1/2030, come il fabbricato principale. Alla scadenza, le parti dovranno concordare in merito all'eventuale rinnovo, ovvero, in caso di mancato rinnovo, dovranno concordare in merito alle condizioni di ripartizione delle rispettive proprietà. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo al punto esposto dall'assessore esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Variazione al documento unico di programmazione 2024-2026. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 scaturisce dalle esigenze emerse a seguito della puntuale analisi dei fabbisogni collegati all'andamento della gestione, all'attuazione degli obiettivi contenuti nel DUP e alle priorità indicate dall'amministrazione. Con la presente variazione si applicano euro 6.000 di avanzo disponibile per spese in conto capitale. Vengono adeguate di euro 37.822,54 le previsioni di maggiori entrate relative ad accertamenti IMU e di euro 73.000 le previsioni di maggiori entrate da accertamenti canone unico. Viene inserito il contributo regionale di euro 106.469,40 relativo ai lavori di riqualificazione del lungomare Trieste. Si registrano inoltre minori entrate per euro 40.000 relative al minor rimborso delle spese elettorali a carico dello Stato, già contabilizzate in un altro conto, quindi doppie. In merito alle spese in conto capitale si stanziano euro 6.000 per l'acquisto di arredi per gli uffici e si procede all'inserimento di euro 200.000 per il completamento del progetto di riqualificazione del lungomare Trieste, finanziato con il contributo citato in precedenza, e per i restanti euro 93.530,60 con fondi del Comune, mediante spostamento tra capitoli di spesa. Per quanto riguarda la spesa corrente, vengono stanziati euro 20.000 per le spese per eventuali incarichi legali relativi a contenziosi, euro 11.722 per la programmazione di eventi relativi alle pari opportunità ed euro 20.000 per contributi alle famiglie relativi alla prima infanzia. Si incrementa di euro 30.000 la spesa per agio al concessionario relativamente agli incassi del canone unico patrimoniale. Euro 1.600,54 vengono destinati per la copertura del debito fuori bilancio, di cui al punto successivo dell'odierno ordine del giorno. Con la presente delibera si procede anche a variare il DUP, approvato con deliberazione consiliare numero 79 del 28 dicembre 2023, inserendo nel piano delle alienazioni l'area comunale sita all'intersezione tra Viale dei Tropici e Viale Buonarroti per la realizzazione di una nuova cabina Enel. Grazie. Prego se ci sono interventi su questo punto. Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan.
Noi esprimiamo voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Grazie. Voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo anche alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato il punto. Passiamo al punto 4. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, causa civile avanti al Tribunale di Pordenone, RG 2026 del 2015, sentenza numero 678 del 20 ottobre del 2016, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con protocollo numero 35.956 del 23 settembre 2024 è pervenuta al Comune di Caorle la cartella di pagamento numero 119202400153012400000 dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, relativa al pagamento di euro 1.600,54 entro 60 giorni. Tale somma trae origine dalla sentenza numero 678 del 18 agosto 2015 del Tribunale di Pordenone, che ha condannato l'ente al pagamento delle spese processuali accogliendo ricorso avverso l'ordinanza numero 237 dell'11 maggio 2015 del dirigente del settore servizi alla persona che prevedeva la decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP. La cartella di pagamento in esame, in quanto riferita appunto a debito derivante da sentenza, rientra tra le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, che fornisce una elencazione tassativa dei casi in cui deve essere riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio, e cioè quei debiti che non rientrano tra le previsioni fatte in sede di programmazione annuale. Con la delibera di oggi il Consiglio non esprime una valutazione o una manifestazione di volontà, ma semplicemente riconduce al sistema di bilancio un fenomeno finanziariamente rilevante che è maturato all'esterno dell'ente. Si procede quindi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio previsto dalla sentenza sopracitata, contenuto nella cartella di pagamento notificata pari ad euro 1.600,54, e si dà atto che la somma trova copertura nel capitolo spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, oneri da contenzioso, come da variazione di bilancio approvata al punto precedente dell'odierno ordine del giorno. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Anche questo approvata all'unanimità. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, relativo alla surroga di un componente del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta. Ciò si rende necessario in quanto nel precedente Consiglio Comunale del 26 settembre, con la deliberazione numero 54, è stato nominato un nuovo presidente dell'azienda speciale Don Moschetta a seguito delle dimissioni del precedente presidente, ed è stato individuato il signor Vanni Ferro, che faceva precedentemente parte del Consiglio di amministrazione, rendendo vacante il suo posto. Si chiede quindi al capogruppo di maggioranza di indicare il nominativo che sarà espressione proprio del gruppo di maggioranza. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Sentito il Sindaco, la Giunta e i consiglieri di maggioranza, abbiamo individuato come candidato al Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta il signor geometra Marco Dorigo di Ottava Presa di Caorle. Faccio naturalmente questa precisazione in quanto ci sono molti omonimi in surroga al signor Vaniferro. Grazie. Grazie. Abbiamo tutti un foglietto. Invito anche il capogruppo Miollo, Marchesani e Canta, dopo la votazione, a avvicinarsi al banco, insomma, per dare corso allo spoglio della votazione. Grazie.
Prego, scrutatori. Prego, uno per ciascuno. Dorigo Marco. Marco Dorigo. Marco Dorigo. Geometra Marco Dorigo, ottava presa. Geometra Marco Dorigo, ottava presa. Marco Dorigo. Bianca. Geometra Marco Dorigo. Marco Dorigo. Geometra Marco Dorigo. Marco Dorigo. Marco Dorigo. Invece no. Marco Dorigo. Viene eletto il geometra Marco Dorigo con 12 voti. Passiamo ora anche alla votazione sull'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Auguro a tutti una buona serata. Grazie.